Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, martedì 25 luglio. Oggi pomeriggio, poco dopo le 17, alla Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Chioggia, è arrivata una richiesta di intervento che ha portato i militari a prestare assistenza a una cocaletta incagliata in punta alla diga sud della Bocca di Porto, portata sui tetrapodi di cemento da una forte raffica di vento. Della sua presenza si era accorto un peschereccio che stava uscendo per la battuta di pesca, l'Obbedisco, comandato dal capitano Cristiano Veronese. Accortosi del natante in difficoltà, ha chiamato subito il soccorso dei militari. Le due unità hanno tentato di disincagliare il natante aiutandosi con le cime in dotazione, ma i tentativi non sono andati a buon fine in quanto la piccola imbarcazione opponeva troppa resistenza. Il comandante dell'imbarcazione è stato messo in salvo immediatamente, salendo a bordo del gommone con cui è intervenuta la capitaneria. Un plauso all'equipaggio del motopesca, uno dei più imponenti della nostra marineria, che nel tentativo di soccorso ha dovuto fare svariate manovre per avvicinarsi al gommone della Guardia Costiera e provare a organizzare l'intervento, manovre fatte in un momento di bassa marea in prossimità degli scogli. Per prendere il mare con un natante sarebbe auspicabile consultare le previsioni del mare e del vento, oltre che i consigli diramati dalla Capitaneria di Porto. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Il prossimo 29 luglio, sabato, in una sottomarina pedonalizzata si terrà un importante evento, We Love 90, che prevederà la chiusura al traffico dalle 20 alle 24 in Viale Venezia e Viale Veneto, oltre che al Boulevard in Piazza Italia, mentre Viale Padova verrà chiuso a partire dalle 17. Non potrà mancare la musica degli anni 90, amata anche dai più giovani, accompagnata dalle coreografie di Gianluca Frezzato in Piazza Italia, ma ci sarà un concerto a lume di candele in Piazza Todaro, mentre in Viale Padova si terrà un mercatino di dischi usati e si potrà giocare ai videogiochi degli anni 90. Le note del pianista fuori posto allieteranno Viale Padova, ma ci saranno anche auto vintage, tra le quali spiccherà la celeberrima DeLorean di Ritorno al futuro. Lo spettacolo serale avrà un prequel all'alba di sabato, con l'esibizione del pianista fuori posto alla diga di Sottomarina, e un sequel ai Bagni Lungomare, con un modern acoustic duo, in cui si potranno ascoltare le più belle musiche degli anni 90 in versione acustica, voce e chitarra. L'evento è organizzato da Chioggia TV, da cui abbiamo ricavato le informazioni che vi stiamo dando, patrocinato dal Comune di Chioggia, sostenuto da Gebis e dalla Proloco, in collaborazione con la Banca Patavina e i Bagni Lungomare. Durante un'operazione di controllo, i finanzieri del Comando Provinciale di Rovigo hanno individuato un'associazione culturale formalmente iscritta a un circuito nazionale, ma in realtà coinvolta in un'attività di intrattenimento invece di svolgere promozione culturale come previsto dallo Statuto. I finanzieri hanno svolto un attento lavoro di indagine, ispezionando i locali e raccogliendo tutti i documenti disponibili, oltre a sentire a verbale tutti i soci dell'associazione, molti dei quali erano all'oscuro
sicuro della loro stessa appartenenza. La gestione dell'associazione sembrava più simile a quella di un'impresa, dove alcuni presunti soci venivano iscritti anche più volte, pagando ogni volta biglietto e quota di iscrizione. Poiché l'associazione non aveva alcuna documentazione o registri sociali, è stato complicato ricostruire i redditi prodotti. Alla fine del controllo si è scoperto che l'associazione non svolgeva alcuna attività senza fine di lucro, ma in realtà operava come sala da ballo e intrattenimento. Sono stati stimati ricavi per oltre 220.000 euro generati in 5 anni da incassi per l'accesso e vendita di prodotti al bar, oltre a un'IVA di circa 50.000 euro non versata. Il verbale redatto dai finanzieri è ora in fase di valutazione presso l'Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte evase. Questo intervento dimostra l'impegno costante della Guardia di Finanza nella tutela degli imprenditori rispettosi delle regole. L'evasione fiscale rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo economico, distorce la concorrenza, mina la fiducia tra cittadini e Stato e danneggia le fasce sociali più deboli. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. In giornate ventose come queste, con mare mosso, è normale vedere sventolare sulla battigia o sulla torretta di salvataggio la bandierina rossa, che sta ad indicare innanzitutto le condizioni insidiose del mare, il che significa eventualmente mosso o anche ricco di correnti. La bandierina rossa può anche significare che il bagnino non è presente e che non ci sono controlli. Non si tratta di un divieto di balneazione, che invece proviene da un'ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto o dal Comune e che viene segnalato anche con altra segnaletica che viene posta in modo che sia visibile a tutti. Ma quella rossa non è l'unica bandierina che si potrebbe vedere in prossimità della postazione del bagnino. Potrebbe essere bianca, ad indicare che la balneazione è indicata proprio per tutti, o gialla, che invita a tenere chiusi gli ombrelloni per il forte vento, in modo che non volino via rischiando di colpire qualcuno. In ogni caso, un'occhiata al colore della bandierina andrebbe sempre dato prima di buttarsi in acqua. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 25 luglio, è la nuova farmacia in via San Marco a Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!